Ci siamo. Buonasera a tutti e benvenuti alla presentazione del libro del Ministro e Presidente Luca Zaia. Un libro dal titolo evocativo, estremamente diretto come nello stile del Ministro Luca Zaia, Adottare la terra, con il sottotitolo Per non morire di fame. Un libro ricchissimo di spunti e di idee per riflettere, cosa che facciamo insieme ai nostri ospiti, che vi presento subito. Con noi c'è Camillo Langone, giornalista e scrittore, nonché autore di un'ode per Zaia, che dopo ci leggerà. Con noi anche Paolo Massobrio, giornalista, critico enogastronomico, autore del Geolosario. Un saluto anche a Eleonora Daniele, qui presente con noi in sala, e al giornalista, direttore dell'Expo 2015, Roberto Arbitti. Buonasera e benvenuti a tutti. Allora, come dicevamo, in questo libro ci sono davvero tantissimi spunti, si parla di tante cose, dell'attività come ministro, degli ideali, delle grandi lotte a favore dei consumatori, ma soprattutto si ha una visione del pensiero di Luca Zaia, del suo modo di vedere e intendere la società e soprattutto di una sua visione politica, un cambiamento che si vuole introdurre nella società. L'analisi parte dalla base della nostra struttura sociale, ovvero dall'economia, economia di cui il ministro Zaia ha davvero le idee molto chiare. Vi leggo un passaggio. Si è creduto che l'economia, insieme alla presunta capacità del mercato di autoregolarsi, avrebbe risolto ogni problema e che il mondo si sarebbe avviato verso delle nuove sorti magnifiche e progressive. Si è sostituita l'utopia ideologica marxista di una società di uguali senza più distinzioni su classi e ingiustizie sociali, con un'utopia fondata tutta sul mercato. Un mercato che, ahimè, però ha portato a due macro problemi. Da una parte si è messo in ginocchio le microeconomie tradizionali che custodiscono la biodiversità, come appunto quella italiana o francese, ma non solo, non si è risolto il problema della fame del mondo, anzi forse si è accentuato. E il Ministro ricorda che vuole rendere autonome le popolazioni e le genti di tutte le regioni del mondo che hanno problemi ad approvvigionarsi del cibo necessario alla loro sussistenza. Ricorda anche che ogni territorio ha una sua agricoltura particolare, che è espressione della propria cultura e della propria tradizione. Non è pensabile che la parte più sviluppata del mondo continui a speculare su generi di prima necessità, considerandoli merci come altre. Eppure il mais come il grano, la carne come il riso e la frutta sono all'interno di spirali speculative che sotto la regia di gruppi di potere, espressioni di elite ormai extraterritoriali, ne fanno lievitare o abbassare i prezzi. Un ultimo passaggio su questo argomento che è davvero fondamentale. Il Ministro ci ricorda che nemmeno il più potente dei governi sarebbe in grado di determinare da solo l'orientamento di fenomeni che attraversano e superano gli Stati-nazioni, le organizzazioni economiche, le classi sociali, le borse, i continenti. Alcuni fenomeni sono determinati da più fattori, il cui controllo non è riconducibile a un'unica testa. È il nuovo mercato. Ministro, se lo dice lei che ha avuto una visione d'insieme del problema, non possiamo stare molto tranquilli. È davvero così grave la situazione? Sì, grazie, buonasera a tutti. Direi di sì, noi l'abbiamo toccato con mano, ad esempio vedendo le speculazioni sui mercati e tutto quello che sono state le speculazioni rispetto alle commodities. Vedere il grano duro che ha una fluttuazione di prezzo in un anno, e questo è un fatto reale di quest'ultimo anno, che passa dalle 500 euro a tonnellata a 140 euro, significa che qualcosa non funziona. Vedere il crollo generale dei prezzi delle commodities, penso ad esempio al mais, e questo significa che c'è qualcuno che idealmente va a negoziare decine di volte quella nave che parte da Dubai, deve andare magari carica di cereali, deve andare al porto di Rotterdam, e il guadagno non è tanto produrre i cereali per trasformarli in farina, e farli diventare pane o pasta, ma il vero guadagno è la speculazione finanziaria. E qualcuno parla di bolla speculativa. Io penso che, l'ho scritto anche nel libro, dovremmo iniziare invece ad avere un approccio più etico rispetto a questi prodotti finanziari. Ad esempio, quanti di noi non si chiedono, quando vanno a acquistare, dei capi di abbigliamento, e c'è sempre la dichiarazione etica: questo capo di abbigliamento non è stato ottenuto con la lavorazione, con l'impiego di ore
lavorative da parte di bambini, quindi il lavoro minorile è stato rispettato e si sono visti anche dei casi che hanno avuto risonanza nazionale. E allora se ci chiediamo questo quando andiamo a comprare qualcosa, perché non ci chiediamo quando entriamo in una banca, andiamo presso il nostro sportello bancario a comprare, che so, una quota di un fondo comune, non chiediamo se all'interno del portafoglio di quel fondo comune, non serve essere dei grandi finanzieri, anche con 1.000 euro si può fare questo ragionamento, all'interno di quel fondo comune non ci sia un prodotto speculativo che specula sul prezzo del cibo. Vi ricordo che nel mondo abbiamo circa 3 milioni di persone che ogni anno muoiono di fame, 1.200.000.000 di persone soffrono la fame e 140 milioni di bambini vivono in condizioni di sottonutrizione. Quindi queste persone muoiono di fame sicuramente perché non hanno cibo, sicuramente, come dice FAO, perché non hanno l'accesso al cibo e quindi non è garantita la sicurezza alimentare, ma anche perché qualcuno specula sul prezzo del cibo. Durante il G8 dei ministri dell'agricoltura l'Italia si è battuta e ha ottenuto che i grandi del mondo si impegnassero a eliminare dalla speculazione internazionale i prodotti della terra. Questo è quello che ha appena detto, ma in più lei scrive che c'è bisogno di uno scarto, anche di fantasia, una proposta, un'intuizione. Il cuore mi dice che staremmo meglio se ricominciassimo dalla terra, se ritornassimo ad adottarla come via di uscita per non morire nel nulla dei nostri centri commerciali e per uscire dal ricatto della fame. Sì, è una visione un po' così astratta, però ha un risvolto reale. Noi oggi siamo oggetto di un dibattito a livello nazionale che prevede la scelta tra essere a favore degli OGM o essere contrari agli OGM. Io ho firmato per primo il decreto di sospensione della coltivazione degli OGM in Italia, vedo con piacere che 2 miei colleghi, il ministro Prestigiacomo e Fazio, hanno controfirmato il mio decreto, il che significa che l'Italia, questo governo, ha fatto una scelta di campo. Però perché vi dico questo? Perché l'OGM oggi significa piantare semi che non daranno vita a semi. Sembra una banalità, ma in agricoltura accadrà veramente questo. Abbiamo da un lato l'uva senza semi negli acini, che è oggetto di modificazione genetica, quindi io pianterò una pianta d'uva che darà vita a un grappolo d'uva che non avrà i semi al suo interno, per cui se voglio la seconda pianta d'uva devo andare dalla multinazionale a chiedere la barbatella. Ma peggio ancora, vi ricordo, non ricordo più il termine inglese, però addirittura adesso le multinazionali in laboratorio hanno fatto qualcosa di più, perché questo non lo si dice ai cittadini. Producono semi che hanno già nel loro codice genetico la non germinabilità dei semi che produrranno. Terminator. I famosi semi o Terminator. Il termine è un po' però vabbè, ci siamo capiti. Il che significa che l'agricoltura dipenderà in tutto e per tutto dalle multinazionali. Cioè l'agricoltura italiana, che ha 4.700 prodotti tipici, si troverà a continuare a produrre l'uva, ma che dovrà essere fornita come elemento base dalle multinazionali, il grano che dovremo chiedere alle multinazionali e così via. Pensate che le multinazionali stanno vincendo, e parlo delle grosse multinazionali che evito di citare per ovvi motivi, stanno vincendo cause internazionali addirittura di seconda generazione. Cioè non hanno solo brevettato il nuovo codice genetico e quindi il nuovo filamento di DNA del seme che loro comunque hanno modificato in laboratorio, ma sono riusciti ad ottenere anche la brevettazione e quindi la tutela delle eventuali modificazioni genetiche che in natura il loro prodotto potrebbe avere. Il che significa che fra qualche anno avremo solo brevetti in agricoltura. Questo significherebbe la fine dell'agricoltura, riportare gli agricoltori allo stato di mezzadria da preistoria e non avere più la libertà, quella libertà che noi spesso invochiamo, la togliamo per prima all'agricoltura, che dovrebbe essere l'elemento simbolo della libertà.